Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare un proseguio un po' dell'altro giorno, perché alcuni mi hanno scritto per sapere un po' della W, chi è, cosa fa, e guarda caso incontro ancora il Dante. Però prima di iniziare il racconto del Dante, che voi sapete che io non spiffero niente e non lo vado a dire in giro a nessuno, però devo dirvi di iscrivervi se non avete ancora fatto al canale di Marietto Veneziano e soprattutto al canale di Hildegarda e lasciare un bel like che tira sempre su di morale e ci incoraggia ad andare avanti a fare le nostre divulgazioni di fantasia. Bene cari amici, adesso ritorniamo al racconto del Dante. Praticamente l'altro giorno io scendo in piazza, parcheggio la moto, sono lì da soletto, solo soletto, vostro Marietto, e che ti vedo il Dante. E il Dante mi chiama, era fuori al bar della pace, mi dice: dai, vieni Marietto che ti offro un macchiato lungo. Il Marietto quando sente macchiato lungo a scrocco, sapete che è il primo che corre. E allora sono corso subito al bar e via. Il Dante è un grande spolvero, è un grande spolvero, e mi dice: sai Marietto, l'altro giorno non ti è mica finito di raccontare della W? E io gli dico: ma che storia mi stai raccontando? Sai, è successo che con la W, no? Quando avevo 14 anni, un giorno d'estate, era estate perché faceva un caldo, io a un certo punto, visto che abitavamo in un palazzo, dietro c'era un bosco e tra il bosco e il palazzo c'era un prato, io sono salito su per il prato, sono entrato nel bosco e lì c'era un orto abbandonato ed ero lì che lo stavo guardando. Ed ero da solo soletto perché il Dante da piccolino è sempre stato solo soletto, era un po' un emarginato, sapete quei ragazzini che stanno sempre solo soletti perché non vengono capiti dagli altri bambini. Insomma, il Dante non gli interessava il calcio, quelle cose lì, le bambinette non gli interessavano, lui gli interessava il suo mondo, no? E insomma era lì in questo orto abbandonato vicino al bosco, a un certo punto che si trova, si volta e vede la W. Gli dico: Dante, ma com'era la W? In mezzo al bosco lì? Sì, era lì da solo, passa da solo, tutto in un colpo, io ero lì da solo, mi è arrivato praticamente in questo bosco qui e non l'ho neanche sentita arrivare. E io ho chiesto: ma come era vestita? E lui mi dice: ma sai che era vestita come se fosse nel 1700-1800, questa W? E poi faceva discorsi strani che non riuscivo a capire, mi ha detto il Dante. Mi continuava a dire che lei si inchinava alla mia forza, che io ero più forte, che lei in confronto a me non era nessuno, ero troppo forte per lei e che mi avrebbe servito tutta la vita. Io lo guardo e dico: ma Dante, tu avevi 14 anni e questi ne avrà avuti 50. E infatti anch'io pensavo che fosse una cosa strana, anche perché non l'avevo vista arrivare, mi sono voltato, era lì, deve aver fatto il prato di corsa perché io non l'ho vista. E poi cosa è successo? Ho chiesto al Dante. E poi è successo che mentre stavamo andando insieme per ritornare verso il palazzo dove abitavamo, lei mi ha detto di aspettare un attimino e ha messo un piede sul prato, si è trasformato in un cervo e ha cominciato a correre, no, come all'impazzata verso casa. A che il Dante mi dice: io mi sono spaventato molto perché pensavo di essere impazzito. Avevo paura di essere impazzito e volevo andare al manicomio subito perché avevo visto una cosa che non avevo visto in vita mia, una persona, cioè poi la W, che si trasformava in un cervo. Al che non volevo più uscire dall'orto, da questo bosco, perché dicevo: o sono pazzo io oppure è il prato che ha dentro qualcosa che trasforma le persone. Alla fine, sapete perché il Dante è riuscito a passare? Perché ha pensato di essere pazzo lui. Ha detto: se sono pazzo io il prato non c'entra, è pazzo. Infatti mi ha detto il Dante che ha corso su questo prato, è arrivato giù nel piazzale della casa e chi ti trova nel terrazzo a fumacchiare? La W. La W gli chiede: ma Dante, ma perché sei così? Mi è spaventato. E il Dante aveva vergogna di dire che aveva visto la W su nell'orto che si era trasformato in un cervo. E quindi gli ha detto: W, sono pazzo, tu non c'entri, sono pazzo io, tu non sai cosa ho visto. Perché pensava che fosse stato un altro essere, no? Non la W che era lì che spippettava la sigaretta. Allora il Dante va a casa, racconta la storia al suo papà adottivo, il suo papà adottivo sente tutta la storia e il Dante diceva: papà, sono pazzo, portami dal dottore che mi rinchiude al manicomio e butta via le chiavi. E papà lo guardava nel vuoto, ascoltava questo racconto, mi dice il Dante, e gli continuava a dire che non era pazzo, come per dirgli che la cosa che aveva visto era vero. A che il Dante a un certo punto vuole andare dal dottore
E il padre dice, tanto se vai dal dottore e gli racconti questa storia non ti richiuderà mai in un manicomio. Ma il Dante non riusciva a capire, pensava che il papà lo voleva sostenere, nel senso che non voleva dargli del pazzo, no? Dopo 3 settimane cosa è successo? Il Dante prende tutto il coraggio che gli era rimasto, perché per 3 settimane ha sempre pensato di essere pazzo, va dal dottore, racconta la stessa storia, no? E mi racconta il Dante. Il dottore lo guarda e gli dice, guarda che non sei pazzo, è proprio così. E gliel'ha ripetuto 3-4 volte. Anche il Dante dice, ma magari mi dice così perché non vuole mandarmi al manicomio. Morale della favola, il Dante esce da questo locale qua tutto felice per il semplice fatto che pensava di non essere pazzo, perché gli aveva detto anche il dottore che era così, no? Però il Dante, secondo me, non è che ha capito che la W era così un double face. Però questa storia, visto che è finito macchiato, ve la racconto nella prossima pillola del vostro Marietto Veneziano, appena il Dante mi sgancia il suo caffè lungo macchiato gratuito, perché sapete che il vostro Marietto, quando c'è qualcosa a scroccare, se è gratis, lui c'è. Bene, cari amici, se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegard del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche Telegram e eventualmente di lasciare un bellissimo like. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!